benvenuti presso il comune di Pescia, presso Piazza Mazzini, nella sala consiliare di Pescia, dove praticamente il 23 di agosto qui sotto in Piazza Mazzini si terrà il Gran Premio Città dei Fiori, Gran Premio di Pescia, denominata anche il Piccolo Fiandre, una iniziativa con la collaborazione degli organizzatori e della Virtus Settimo Miglio di Paolo Traversi, di una gara riservata alla categoria giovanissimo, un grande impegno, grande forza, una città che prenderà colore il 23 di agosto, proprio oggi qui alla presentazione, alla conferenza stampa, il sindaco Riccardo Franchi con l'assessore Matteo Leggio hanno ribadito la loro vicinanza e la loro felicità per quello che sarà il 23 di agosto e il grande impegno di Francesco Maraccini e Fausto Dainelli, che sono stati due ovviamente fautori insieme alla società di Paolo Traversi di quella che sarà la gara, una bellissima che affronterà praticamente tutto il tracciato sul pavé della piazza per andare poi a ritornare sulla strada principale e la bellissima arrivo proprio qui con il torrione della piazza principale per una giornata di giovanissimi, presente anche la Federazione Ciclistica Italiana con Mauro Renzoni, Luca Menichetti, Massimo Fogli, Alessandro Becherucci, Valentina Pratesi, per quello che sono stati ovviamente. Noi siamo andati per voi a sentire le parole di questa conferenza stampa, oltre che al pittore Franco del Sarto che ha omaggiato la corsa con un disegno. Antonio Giusti, direttore generale della Banca di Pesce e Cascina, da sempre vicino al ciclismo, però finalmente il ciclismo, quello giovanile, torna a Pescia. Finalmente, infatti ho sentito anche delle varie affermazioni dei vari testimoni di oggi, effettivamente c'è un ritorno importante. D'altronde seminare anche su questa categoria, su quelli che iniziano a approcciare al ciclismo, penso sia importante. Per tutti gli sport, penso a maggior ragione su uno sport come questo, che è uno sport ovviamente che poi crea la cultura, crea la formazione, quindi a maggior ragione. D'altronde è un evento che si spera porti effettivamente molte famiglie a Pescia, è un modo anche di dare visibilità a questo territorio e penso ci siano tutte le caratteristiche appunto che ci sia una bella iniziativa, ben vissuta, che sia una bella iniziativa, veramente vissuta da tutti. Un augurio che sia veramente il coronamento di una fase di preparazione molto lunga che ovviamente ha portato a questo evento. Con Franco del Sarto anche tu sei stato un po' trasportato da questa voglia di ciclismo a Pescia con un omaggio. Intanto ti chiedo com'è nata questa immagine di Pescia piena di bambini. Sì, è stata innanzitutto, buongiorno, è stata un'idea del nostro comandante Francesco Maraccini, che fra l'altro, a quel che ho saputo, ha i bambini che gareggiano nel ciclismo. È stato questo input che, conoscendomi, mi ha voluto proporre, ha buttato lì questa idea come ho detto prima, dello schizzo, che va bene, comunque va sempre bene, però come ho detto mi piace approfondire la cosa, l'ho voluta approfondire innanzitutto non con un disegno a matita ma con delle sanguigne che rendano l'opera più calda, coinvolgendo poi la piazza. Da alcune foto rilevate il movimento di questi bambini che stanno correndo, l'ho immedesimati nel momento dell'arrivo, un pochino che si vede che si stanno avvicinando all'ultimo chilometro, così dicendo, e con lo sfondo della mia città, della Piazza Mazzini. E a quello che ho visto anche da sentire dal comandante, da tutti, siete rimasti positivamente coinvolti, cosa che a me fa piacere e mi rende orgoglioso, perché è sempre anche un disegno, però per una manifestazione importante, sportiva, che ora viene fatta a Pescia, ma in qualsiasi parte d'Italia viene proposta, e per la gioia dei ragazzini, per inviarli a uno sport, che qualsiasi tipo di sport, proprio per toglierli dalla strada. Bisogna dire così, perché con i momenti d'oggi, se si possono coinvolgere, anche io ho dei nipoti piccoli e dunque mi fa piacere sapere col calcio, con la pallavolo, col ciclismo, l'atletica, tutto quello che si vuole, coinvolgerli e toglierli da un ambiente diciamo sempre pericoloso, perché ora nelle nostre zone almeno mi pare che vada piuttosto bene, però sono momenti un po' tragici, visto anche quello che ci racconta la televisione nazionale.
Comunque, cosa posso dire? Grazie per avermi di nuovo coinvolto in questa mia opera e vediamo il 23 che vada al migliore a questo punto. Riccardo Franchi, sindaco di Pescia. Pescia che sarà protagonista, torna protagonista con lo sport in una delle piazze che negli anni 70 fu anche definita una delle più belle d'Italia, Piazza Mazzini, protagonista del ciclismo giovanile. Sì, noi vogliamo ribadire che è una delle più belle piazze d'Italia. Questa manifestazione per noi tende a valorizzare sempre di più la piazza, il centro città. Non ricordiamo una gara a livello giovanile a Pescia, quindi per noi è un motivo di orgoglio, di vanto, bambini, famiglie coinvolte, ma soprattutto rivitalizzare questa splendida piazza. Lo stiamo facendo con tante iniziative. Lo sport per noi è uno degli elementi fondanti di una comunità e per noi abbiamo accolto con grande orgoglio questa manifestazione che vedrà sicuramente coinvolti centinaia di bambini, ma soprattutto famiglie, e quindi una Pescia che sarà accogliente per questa importante manifestazione che noi contiamo sia la prima di una lunga serie. Alessandro Beccherucci, presidente del comitato provinciale di Pistoia. Tu eri presente quando nel 94 qui a Pescia Michela Fanini vinse il Giro femminile d'Italia. Qui nel 2025, esattamente più di 30 anni fa, 30 anni dopo, torna il ciclismo e quello dei più piccoli. Stai invitandomi, tu lo sai, a fare a sassate. No, effettivamente ho avuto una grande soddisfazione, prima di tutto per essere stato invitato a questa presentazione, per aver visto queste persone che si sono andate da fare in maniera incredibile, hanno riportato il ciclismo in una città che ha bisogno di ciclismo. Parlando col sindaco e con l'assessore e con la Manca abbiamo riscoperto questa voglia di ciclismo che c'è a Pescia. Pescia è sempre stata una città molto vicina al ciclismo, poi per troppe cose si sono leggermente staccati, ma ora sono rientrati. Grande manifestazione, quella che verrà il 23, l'inizio di una bella storia, che poi viene esemplificata in una cosa fantastica come questo quadro, il quadro che ho avuto l'onore di ricevere, che riporta tutta la storia dei bambini in una città come Pescia. Che dire, Giro di Toscana femminile? Giro di Toscana femminile è una parte di me stesso, 4 giri d'Italia, 29 giri di Toscana. Parlato con il sindaco e con l'assessore per vedere la possibilità di avere l'arrivo del Giro di Toscana femminile qui a Pescia. Sarebbe dopo 30 anni esatti dalla morte di Michela e ritornare indietro con un passato in cui il ciclismo era leader, oggi un pochino meno, però con gli sforzi che stanno facendo sull'attività giovanile credo che davvero riescano a ottenere un buon risultato. Massimo Fogli, consigliere del Comitato regionale toscano, referente per quello che riguarda anche la categoria dei giovanissimi. Una bellissima iniziativa qua a Pescia, torna il ciclismo, quello giovanile, il ciclismo, diceva prima Menichetti, è lo sport dei borghi e sfruttare una bellissima piazza come questa. Sicuramente sì, come ho detto prima in conferenza stampa, finalmente torna il ciclismo a Pescia, ma finalmente viene organizzata un'altra gara in un centro storico. E quando sono stato chiamato appunto come commissione per visionare il percorso sono stato ben felice di dire subito sì, perché una location del genere non può che portare frutti magari anche alla nostra categoria stessa, in un posto così visibile dove ci saranno tante famiglie oltre a quelle legate appunto al ciclismo, quindi anche abitanti appunto qui della zona di Pescia. Sarà sicuramente una bella manifestazione organizzata in maniera impeccabile e quindi sarà sicuramente una bella festa al 23. Paolo Traversi, presidente della Virtus Settimo Miglio, organizzatore internazionale, organizzatore dei recenti campionati italiani in pista. A Pescia una sera è nata un progetto, quello del Gran Premio Città dei Fiori, il Piccolo Fiandre, il Gran Premio Città di Pescia, come lo vogliamo chiamare, però in una bellissima location come sarà quella di Piazza Mazzini il 23 di agosto. Sì, è stata un caffè sul finire di una serata all'inizio primavera fra 3 amici, guardando la piazza è nata questa idea. Subito l'amministrazione ci ha aperto le porte, ci ha supportato in tutto, abbiamo trovato degli sponsor locali, in primis la Banca di Pescia e Cascina, che ci hanno supportato e siamo andati avanti. Ora siamo arrivati alla data patita questo 23 agosto
in cui si cerca di valorizzare questa piazza, di valorizzare il territorio, perché vicino a noi c'è anche la Fondazione Parco di Collodi, quindi una manifestazione che si sposa con il territorio, sia con Pescia Città dei Fiori e la terza denominazione Parco di Pinocchio, perché è una delle bellezze e una delle cose che vengono conosciute in questo territorio.